Appuntamenti in agenda per mercoledì 7 settembre. A Recco prende il via la Sagra del Fuoco con i festeggiamenti civili per Nostra Signora del Soccorso. Alle 9:30 la cerimonia dell'alzabandiera del Comitato dei Sette Quartieri. Alle 12:30 e alle 19:30 l'apertura degli stand gastronomici. Alle 23 lo spettacolo pirotecnico dal Molo di Ponente. A Chiavari è possibile visitare le sale del Museo Diocesano di Arte Sacra, che sarà aperto dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto 7. Alle 17:30 a Palazzo Tursi a Genova prende il via la 15ª edizione di Dialoghi sulla rappresentazione, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi, dedicato quest'anno a Il Tempo. Il primo appuntamento sarà con Corrado Bologna e la sua Lectio Magistralis nel segno di Marcel Proust, Il Tempo ritrovato. Alle 18 nella Tenso struttura di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, incontro con Fernando Galardi e la presentazione del suo libro Camillo Sbarbaro, ricordi e documenti. A seguire la proiezione del video Licheni sarà presente l'editore Marco Merli e conduce Marina Marchetti. Per l'occasione dalle 16:30 alle 18 si potrà visitare la sala multimediale del museo dedicato a Camillo Sbarbaro a Villa San Giacomo, sempre nel parco di Villa Durazzo. Nell'incontro Antartide, cuore freddo del pianeta, previsto per le 21 in Sala Bo a Palazzo Fasce a Sestri Levante, Davide Vivado approfondirà le caratteristiche principali dell'Antartide, il suo ruolo chiave nella regolazione globale del clima e le principali ricerche scientifiche che vengono condotte in quest'area.